Geppetto ha costruito Pinocchio. Tra tradizione e innovazione, la generazione Z incontra il futuro dell'artigianato. È questo il titolo del progetto presentato questa mattina al Centro Culturale Da Vinci di San Donà di Piave, voluto dalla Camera di Commercio di Venezia e Rovigo e dal sistema Confartigianato della Città Metropolitana di Venezia e che è nato dalla volontà di queste associazioni di far riscoprire ai giovani e alle loro famiglie, attraverso speciali percorsi di alternanza scuola-lavoro, le possibilità offerte dal mondo dell'artigianato. L'istituto coinvolto nel progetto da Confartigianato Imprese San Donà di Piave è stato lo Scarpa Mattei di San Donà di Piave e di Fossalta di Piave. La scuola deve essere un collegamento primario rispetto al lavoro che noi facciamo del mondo nostro artigiano. Vuol cercare di aiutare a indirizzare i nostri giovani su un lavoro che possa essere costruttivo, produttivo e possa migliorare la società in cui noi viviamo. Ragazzi che in questo progetto si sono messi in primo piano, nel senso vedremo dei video fatti da loro per raccontare la loro esperienza personale all'interno delle aziende. Qual è l'esperienza che i ragazzi esprimono attraverso questi video? Intanto è fantastico perché vedi la gioventù che sta crescendo e sta migliorando di volta in volta quello che è il nostro modo di fare, il nostro modo di vivere nel sociale e di conseguenza non si fa altro che aspettare avendo la curiosità di credere in un futuro migliore. Capire come funziona un'azienda è sicuramente la base, dopodiché le aziende devono anche capire quali sono gli spunti di innovazione che possono e devono nascere proprio grazie al contributo dei ragazzi, senza chiudersi sul si è sempre fatto così, piuttosto invece aprirsi a quelli che sono i nuovi bisogni e le nuove capacità di rispondere a questi bisogni. Noi vogliamo spingere anche come politica e abbiamo fatto una legge in regione proprio sull'artigianato con 20 milioni di dotazione proprio per dare anche questo tipo di messaggio, perché vogliamo pensare che l'artigiano non sia il nostro zio, il nostro nonno che ormai va in pensione e purtroppo non ha un ricambio generazionale importante, e dobbiamo lanciare anche un messaggio ai genitori dei nostri ragazzi che non tutti possono essere avvocati, ingegneri, medici, ma ci devono essere anche delle grandi professionalità, dei grandi imprenditori, perché poi diventi imprenditore della tua azienda attraverso il lavoro artigianale che ha dato appunto tanta ricchezza a questo territorio. Quindi è un messaggio importante quello di questo progetto, perché rende partecipi, contamina e porta sul posto nei laboratori, nelle nostre aziende, i ragazzi che possono innamorarsi anche di quello che potrà essere il loro futuro, il loro lavoro e perché no il loro successo.